L'ultimo sforzo e poi sarà festa. Domenica contro il Castelnuovo al Martelli basterà solamente un pareggio per conquistare la C2. Il punto conquistato ieri contro il Legnago e la conseguente sconfitta della Colognese contro lo Steligarda Castiglione ha in pratica chiuso il discorso promozione con 3 giornate d'anticipo. Per la burocrazia bisogna comunque aspettare domenica, ma il Mantova è virtualmente ritornato nei professionisti. La squadra di Archimede Graziani ieri non ha voluto prendere rischi. Con il ritorno in campo di Bellodi e Zaninelli, il Mantova ha saputo contenere bene gli attacchi del velocissimo reparto avanzato del Legnago, retto dai bravissimi Valente e Correzzola, conquistando alla fine un giusto pareggio. Nel calcio si sa che non c'è niente di scritto, anche quando tutti i traguardi sembrano vicinissimi, ma il Mantova ormai non può più perdere questo campionato. In questi 7 giorni si farà quindi un po' finta di niente, la squadra si allenerà regolarmente come tutti gli altri giorni, ma tutti i giocatori hanno già in mente la festa che li spetterà. Un giorno che rimarrà indelebile nella loro memoria, un giorno che sarà per la società un premio vero ed autentico, una promozione che farà sognare, come a tutti i tifosi, magari un altro miracolo biancorosso. Davanti a quasi 500 spettatori, tutti mantovani, parte forte il Legnago. De Nite trova un varco per Correzzola che in diagonale sfiora il palo alla destra di Bellodi al 4° minuto. Al 22° Valente conclude in porta, ma Bellodi non si fa sorprendere. Un minuto dopo è ancora il Legnago che ci prova con una conclusione di AK senza pericoli per i biancorossi. Il Mantova contiene, dal 34° si affaccia verso la porta di Pinzan con un tiro di Franchi da lontano. Allo scadere Franchi si alza la sfera e fa partire un colpo verso l'attento Pinzan. Il tempo si chiude con Bersi pericoloso. Nella ripresa, dopo 2 minuti, Gherardi conclude di testa con palla di poco fuori dopo una bella azione partita da Bersi. Al 17° Spinale coglie stupendamente Fischnaller sulla sinistra. Il controllo è bello ma meno il tiro. Al 23° Correzzola in dribbling si libera di Caruso e sfiora il palo. 2 minuti dopo Gherardi conclude di testa fuori di poco. Il Legnago reagisce e con Guardiglio scheggia il palo al 27° su un cross del subentrato Casetta. Il tempo si chiude con una conclusione di Correzzola al 29° che Bellodi respinge con i pugni. Volevamo anche chiuderla qui, però la partita poi si è incanalata in questo settore e quindi tutti contenti, bene, felici per aver ancora un'altra volta ripreso un punto, allungato la nostra striscia e, come vi avevo detto, spero attraverso il lavoro della settimana di poter poi festeggiare domenica sera in casa nostra. Quello che dovevamo fare nell'arco di un anno l'abbiamo fatto in 40 minuti e oggi ci siamo riproposti nella nostra veste, di quelli che rischiano poco. E quindi un gran complimento ai miei giocatori, un gran complimento a tutti, perché era un'altra partita difficile da interpretare bene, da non farci prendere da questa rincorsa che stiamo facendo e da questo grande obiettivo. Poi se veniva ancora meglio e quindi siamo tutti pronti per fare questa settimana lavorativa che secondo me ci porta dove ci siamo incontrati a luglio, ci porta a quel traguardo lì. Va bene così, cioè noi, almeno io personalmente, ho piacere fare una grande festa a Mantova, perché adesso vedremo cosa fare, perché credo che i tifosi la meritano, perché è stato il 12° uomo in campo per noi. Veramente sono emozionato per i tifosi, anche seguirci qui così, con un grande tifo. Credo che oggi il pareggio stava bene anche noi, perché sinceramente credo che sia meglio vincere a Mantova. Però logica, se si diceva oggi era finita, ma credo che un punto su 3 partite ci già sta scritto che siamo in C2. Penso che non sia stata una grande partita sinceramente, col caldo così era un po' dura, però credo che non abbiamo rischiato niente oggi. Poi alla fine credo che i giocatori stessi, i nostri e loro, ci stava bene anche un pareggio più di tanto. Non credo che, con questo non è detto che se si poteva si vinceva, perché ho visto che ci sono state delle azioni da gol, però sinceramente il pareggio sta molto bene a tutti.
Vabbè, ma oramai l'ho sempre detto che noi il campionato ero vinto, io credo di aver fatto il mio dovere, perché è andata bene, perché nel calcio non c'è niente di scritto, però credo che l'impegno che abbiamo preso l'abbiamo mantenuto. Cercheremo di mantenerlo anche quest'anno, perché adesso ci troviamo anche martedì, decideremo per la festa, decideremo per quest'altro anno e faremo le cose che va bene. Beh, la voglia di vincere oggi e chiudere il campionato era tanta, però secondo me di fronte abbiamo trovato un'ottima squadra, quindi alla fine io sono soddisfatto anche del pareggio, perché abbiamo giocato su un campo difficile. Adesso manca veramente poco, perché vedendo anche i risultati di Voghera e la Colognese manca un punto, però è normale che non possiamo stare tranquilli, dobbiamo lavorare bene in settimana come abbiamo sempre fatto e cercare domenica prossima di chiudere il campionato. Avevi qualche timore al rientro dopo così tanto tempo fuori? Ma guarda, ormai sono abituato anche perché negli anni della Serie B stavo fuori, giocavo 2 partite, 3 all'anno, quindi l'importante penso che sia durante la settimana, se tu ti prepari bene e con la testa ci sei non hai problemi anche se sei fuori da tanto tempo. È stata una partita difficile giocare, anche perché mi sembrava loro una squadra organizzata, però volevamo appunto segnare, fare questo gol per festeggiare oggi, ma non siamo riusciti. Penso anche merito dell'altra squadra che era ben organizzata e purtroppo speriamo di festeggiare settimana prossima. Infatti vi ringrazio tutti perché non sono uno che festeggia molto, però purtroppo più che altro perché passano gli anni e è bene arrivarci, ma non è sempre piacevole, un anno in più. Insomma, 18 anni, adesso puoi guidare la macchina. Sì, infatti mi sono iscritto alla patente autoscuola ieri. È chiaro, è una partita difficile, sappiamo, secondo me loro hanno molti meno punti di quello che esprimono sia oggi ma anche in altre partite. Noi chiaramente ci portiamo questo fardello di arrivare all'obiettivo prima possibile. Quando hai in squadra molti giovani come abbiamo noi, un po' di tensione la paghi, questo era inevitabile, però siamo stati bravi a tenere bene il campo, rischiare poco e nulla e peccato, poteva arrivare anche la vittoria, però onestamente forse il pareggio era il risultato più giusto. E gli stessi sacrifici che facciamo da quello che ho detto prima della partita, sono 10 mesi che stiamo lavorando, facendo sacrifici e stando sul pezzo. Credo sia stupido e mollare adesso. Niente è fatto perché purtroppo nel calcio conta la matematica e continueremo a lavorare come se niente fosse anche questa settimana. Sì, partita difficile, loro sono stati bravi a far girare tanto la palla, noi forse siamo rimasti per tutti i 90 minuti un po' troppo bassi e quindi gliel'abbiamo permesso e siamo stati un po' troppo a corrergli dietro, per questo abbiamo fatto fatica anche a creare, abbiamo creato veramente poco obiettivamente oggi. Sì, alla luce dei fatti nessuno dei due è riuscito a esprimersi al meglio magari, io parlo per me perché non parlo per gli altri, magari oggi abbiamo fatto particolarmente fatica anche perché abbiamo ho trovato personalmente 2 ottimi difensori dall'altra parte. Sì, sono tra virgolette un po' dispiaciuto perché ci tenevo tantissimo a vincere il campionato oggi, perché prima lo vinci, prima non hai complicazioni così, però dai, siamo abbastanza contenti lo stesso del pareggio e domenica speriamo di vedere lo stadio pieno e che sia una grande festa. Magari oggi un po' meno che rispetto alle altre volte, nel secondo tempo siamo calati un po' di più, forse magari condizionati dal caldo così, però no, abbiamo un'ottima difesa e che infatti forse per quello che siamo primi in classifica, perché abbiamo una difesa che è da categoria superiore. No, dai, adesso speriamo solo di fare una gran festa domenica, che ci sia tantissima gente, spero di rivedere la gente che c'era col Cantù in casa, perché per tanti di noi che non sono abituati a certi stadi sarebbe veramente bello. Sentivamo che la Colognese perdeva, dunque avendo vinto oggi avremmo chiuso. Ci abbiamo provato, ci tenevamo perché insomma
sarebbe stato meglio finire oggi, però va bene così, abbiamo guadagnato un punto sulla Colognese se non sbaglio. Adesso domenica deve essere la partita, bisogna prepararsi questa settimana, insomma deve essere la partita proprio finale, basta, per mettere il punto su questo campionato. Ma sì, Legnago lo sapevamo, all'andata quando sono venuti là erano davanti a noi, se non sbaglio appena lì, è uno degli attacchi più forti del campionato, ha delle buone individualità, sapevamo, insomma quando giocano contro di te, ma tutte le squadre quest'anno, ormai 31 partite, vogliono tutte fare bella figura e dimostrare, perché giocano contro il Mantova, per gli addetti ai lavori, per tutti. Anche oggi Legnago ha dimostrato di essere una squadra, no, noi siamo venuti qua, 31 partite, l'imbattibilità ce l'abbiamo da tanto, dunque andiamo avanti così, è un punto importante, adesso prepariamoci per domenica. Ma sì, c'è stato un momento, adesso però ho detto ai vostri colleghi, parliamo domenica sera dopo la partita che vi racconto un po' di cose. E spesso ti brillavano gli occhi anche quando vedevi certe giocate di Franchi, insomma, perché un po' come tutti. Questo è un giocatore che proprio nel Mantova sembra che abbia trovato l'ambiente giusto, ideale per mettere in mostra tutto il suo repertorio, che è immenso, insomma. Cosa dici? Ma Franchi è un giocatore che, se riesce a disciplinarsi un attimino tatticamente, ha dei margini di miglioramento ancora notevoli, perché sono quei giocatori imprevedibili e che ti sanno sempre trovare la giocata al momento giusto, per cui secondo me ha ancora dei margini di miglioramento, però deve imparare a gestirsi meglio tatticamente. Ma al di là di quello, cioè, io volevo fare delle considerazioni, perché adesso tutti quanti stanno a parlare del traguardo raggiunto, no? Così. E bisogna dare atto a questi ragazzi che hanno dato una grande disponibilità al lavoro, che non è una cosa da poco, perché questa squadra ha lavorato più di tutte, è forse uno di questi segreti, dei segreti del Mantova, perché è così compatto e così solido e che corre fino all'ultimo minuto. E bisogna ringraziare anche il preparatore Virgili di questo, perché questo veramente è un martello pneumatico. Virgili. Guarda il tifoso. Ma questi sono i piccoli grandi segreti. Allora, io ancora l'aneddoto lo racconto. E poi ti volevo dire un'altra cosa. Noi abbiamo cambiato marcia quando c'è stata un'evoluzione sul piano tattico. È vero che i moduli non fanno vincere, ma sono i giocatori, però noi quando abbiamo abbandonato il 4-4-2, siamo passati al 4-3-3, abbiamo dato la possibilità ai nostri ragazzi di esprimersi al meglio delle loro qualità. E i risultati sono stati questi. Dicevo di Virgilio, perché quando sei andati in ritiro quest'estate, gli hanno fatto fare, c'era una salitina, no? C'era una salitina così, e hanno cominciato a fare le salite tutti i giocatori, finché insomma io sono andato al bar. Poi io e Claudio abbiamo fatto una vagolata, ho filmato le partite, abbiamo intervistato tanta gente, sono tornato e erano ancora lì che salivano. Poi sono andato a vedere in macchina perché avevo perso una cosa, sono andato a mettere giù la roba, erano ancora lì che salivano finché stavo per chiamare il 113, perché mi stavo... Eravamo solo all'inizio. Io credo che noi siamo... Mi è venuto il fiatone stando immobile a guardarli. Lui non se la ricorda bene, voleva mettere la macchina di traverso sulla salita. Esatto. Io me lo ricordo perché... Credo che noi siamo forse ancora una delle poche squadre, ma non in Serie D, a livello professionistico anche, che fa ancora 2 allenamenti il mercoledì, mattina e pomeriggio. Sono queste le cose poi che alla fine ti danno anche i risultati. È chiaro che se non hai la disponibilità dei ragazzi, che sono eccezionali sotto questo aspetto, qua non puoi fare niente, però il lavoro paga, senza